È ricorsa all'artiglieria pesante la capolista Conegliano per chiudere la pratica a Casalmaggiore e sbancare 3-1 Cremona. La prima giornata del girone di ritorno inizia col 13° successo in altrettante gare di campionato della corazzata Imoco, sempre vincente a qualsiasi latitudine da 12 mesi a questa parte. Ma al Palaradi una rimaneggiata VBC trova il modo di impensierire la prima della classe, strappare il terzo set e attaccare il quarto con un 7-0 spiazzante. La profondità e la qualità del roster di Conegliano fanno sempre e comunque la differenza. In avvio Parisi lascia fuori Montibeller, Santarelli tiene in ghiacciaia Egonu, Wolosz e Silla. Nei primi due set non c'è storia, l'Imoco passa facile con un doppio 25-16 in una gara con tanti errori. Gichel ha un buon approccio ma si spegne alla lunga. De Craif è la solita certezza, ma negli ingranaggi trevigiani le rosa inseriscono i primi sassolini. Nel terzo set le spallate di Cosareva, protagonista con 9 stoccate nel parziale, e il reinserimento di Montibeller permettono a Casalmaggiore di strappare il 25-23. Stordita, Conegliano fatica a riprendersi e inizia il quarto periodo con un blackout. Il 7-0 suona molto più di un allarme e dalla panchina si alzano Egonu, Wolosz e Silla. Il ribaltone arriva a metà set, Casalmaggiore esaurisce l'effetto sorpresa e la capolista se ne va. Il 18-25 significa sì 3-1 Imoco, ma è sinonimo anche di una VBC che pur in emergenza può guardare con fiducia allo scontro diretto di domenica con Bergamo.